Astora qui non t'avia stella e l'ora di Giuga. E l'ora l'Ampara. Perché l'ora di Sabia Antonio. Giughiamo insieme. Salute a tutti, a ringraziarvi di essere con noi. Nanta via Stelemo la Giuga insieme ai Sapientoni. Giughiamo con due squadre, te. Una squadra di Sapientoni, davvero. Io conosco qui. L'équipe la Marido, Corsica Supra, Nancu, Marialina Tadei, Antonio Costa e Bernardo Cesari. Dico Sapientoni perché, bon, va du dire sto qui, hein? Yeah. Un fil, c'est passé à un fil. Papa, ma buli moi riuncida. E come? Letti là, parletemi di 2 secondi di Marido, di Corsica Soprana. Yeah. Allora siamo qui onorati di seguire per rappresentare Marido. Tutti i nevami e mu carchissi a chi ha sta malattia, tipo di così, o cancro. E allora siamo onorati di seguire per Marido di Corsica Soprana, ma di Corsica Sana. E noi siamo onorati che giocate con noi. Ecco, potete sciacamare la squadra di la Marido di Corsica Soprana. E tu la giocare almeno un Sapientone c'è, perché ha già giocato con noi. E mu da saluta Jeremy Volimacci, Olivier Leoni e Geoffran, che spegnevo che hai a Cini e di Agrona. Salute. Perché dico Sapientone? Perché, bonjour. Stanno abitué. Conosco io, quoi. Siete già stati a Sapientone, no? Abbiamo vinto. E dunque te la giocare con quei vostri amici, i spegnivochi, da Iaccio di Agraone, 2 bambini. Allora, li so da Iaccio, siamo 3 amici, 3 spegnivochi, 2 provvisionali e un volontario. Allora, abbiamo fatto una squadra, siamo tutti e 3 appassionati di un nostro paese, allora abbiamo fatto una squadra per passare un momento insieme. E ti fatto bene, ma sono i professionali, eh? Sono Amateur, va. Allez, mo la giocata di no anche a me Sapientone a me. Patrizia Gatacega, mi piace, salute. Buonasera, salute a se le squadre che fanno tanto per la nostra comunità. È detta. Allora, giochiamo insieme. È ora di Raffica. A Raffica, ci vuole rispondere il più presto possibile, eh? Piatti 20 punti se rispondete bene, per un piatti in onda se rispondete male, è così la fare. Ma e mani non tu funzo, eh? Marialina di a fondo, eh? Allez, quel suspense! Come si chiama su Ciasangue famoso di un 7° arte? Dracula. Pardon? Dracula. La dette en course. La dette en course. Traduzione in tese, per qui. Traduction simultanée, Dracula. Dracula. Ah. Dracula. Oui, c'est lui. C'est lui via questo. Mi morzicate mica, una io mica in tese, eh? E morsicava. Che animale è il simbolo di un sporting? Le Sporting. Le Sporting. Vedete, ou voûte. Allora, perché avete picchiato? Le coq. Le coq du sporting. No. Aio, trop tard. Ça, c'est trop tard. Le coq. Si dice le coq sportif, ma mica le coq du sporting. Chi è? Ah, Le ma coq, i in bu, e Bastiglia. ci sono io a stiacci in della squadra, eh? Allora, qua, Qui si marrica. come si chiama? Sul romanzo scritto da Roberto Saviano, in giro a mafia napolitana di uguale si è fatto la datazione in una serie seguita da assai e di un film au cinema. Gomorra. Gomorra. Non. Oui, c'est ça. Tre gappare. Oh, Mettete a mano. ci sono i riflessi qui, va. Mossa artistica
di 600 Spartasai dell'architettura isolana. Un mouvement artistique du XVIIe siècle qui a laissé de nombreuses traces architecturales en Corse. Sûr. Yeah, yeah. Baroque. Barocco. Risposta buona. Uaro così capisce, nostra gida sia Ajaccio e soprattutto a Stia e radio, so proprio imprese in certe gui barocca, a cattedrale la Santa Ajaccio, a cattedrale Santa Maria di Asti e tante altre chiese e monumenti barocchi, poi di noi arte biturale. Appoggiato pubblico. Allez, un'altra domanda di Sarafica. Voglio semplice. Come si chiama questa emissione matinale in onda France 2, programmata da poi nel 1985 e presentata da William Lémergie? Telematin. Telematin, risposta 1. Passare. Mi si pare che è Roger Zabel che ha presentato di noi questa emissione all'epica. L'énergie. Bon, allora, 20 punti quantunque. Siamo mica vaniti. No. E 60 punti, siete in testa, bravi. Sono stata assai veloce, E me la giocata a varia via. A varia via. Una domanda e 3 risposte possibili. Donc, vi faccio una domanda, Patrizia, vi faccio 3 proposte, riflettete appena, mi date la vostra risposta, poi se rispondete bene, pigliate 20 punti, ma se vi sbagliate, vi facciamo 20 punti e regaliamo all'altra. E la cominciamo qui, spegni i occhi. Chi è un parasito giunto in Europa negli anni 2000 e che ha riguardato Maio a Gastagnetto corso tra? Allora, tra Uginibige, le sinips, axile la vastidiosa o a formigola d'Argentina. È buono, non c'è bisogno di appoggiare. A prima risposta. Sinips. Uginibige. Come si dice in corso? Io dico Uginibige. E poi c'è di nuovo che c'è un danno Maio, questa la sapete, E quelli che conoscono mica il cynisme dicono la châtaigne, c'est le cynisme qui le tombe. È un comunque. Di ste pianete, s'en va loin. Qual è ne è più vicina di Usole? Allora, più vicina a Usole di Marzo, Mercurio o Venere, Venus? Mercure. Dilla. Mercurio. Mercurio. Risposta una. Bravi. Allora, di Alleghe perché non sabia mica manche per una orta. Conoscia mica esattamente un numero di chilometri o di milioni di chilometri. Dunque, tra 40 e 70 milioni di chilometri. E a terra a più lontana 150 milioni di chilometri. Allora, tocca a noi, Spegni. Tempi va. Quando si parlava di commerce triangolaire, di chi mercanzia si faceva il commercio? Allora, il commercio triangolario era con i schiavi, i frutti o il legno. Un commercio triangolare. Penso il legno. Quelle marchandise était la base du commerce triangulaire? Giriamo il legno. Il legno. N'avez pas soufflé assez fort. Bon, heureusement, messieurs. Ils n'ont pas entendu. Non, non. Direi schiavi. Gli schiavi, dal XV secolo, dunque, si organizzava sul commercio tra l'Europa, l'Africa e l'America. Dunque, le mercanzie e i soldi partivano d'Europa, erano scambiati contro schiavi, che si andavano in America a lavorare in dei campi di cotone, E zucchero. in zucchero, a canna zucchero, in dei miniere, miniere. Un'epoca i minieri, non so, d'argento, d'oro, eccetera. Dunque, un scompianto, diremmo. Si vendiano l'uomo. Esiste sempre, schiavitù, In una disgraziosamente. certa maniera. Allez, l'ultima domanda di Savaria Via. Ascoltate bene, la Maridò. Da dove era
lo scrittore corso Matteo Ceccaldi. Allora, Matteo Ceccaldi era di Guagno, Guagnese, Devisa o di Marignana? Evisa. No, Ceccaldi non ce n'è mica in Elvisa. No, non ce n'è mica. No, risposta una. Conosciuto. A Campadu Gentani, da 1893 al 1993, autore di Suizionario corso francese ed un'antologia inudia letteratura. Bon, i Spegnivoghi un anno ancora perso, eh? Avete 20 punti quantunque. Siamo male. Ma male, bon. C'est pas simple, ma tutto può scambiare, non si sa mai. Avete 120 punti, siete in testa per... La victoire modeste pour l'instant. Bien nostro campione. Et nous saluter nous public stasera. On a encore des jeunes et des enfants et on est très content de les avoir. On a l'école de Castelluccio par exemple. Je sais pas où ils sont aussi. On peut les applaudir, les tout petits. Ça va. Ça se passe bien. D'accord. On va voir avec le collège Fèche si c'est mieux puisqu'ils sont là aussi. Salut, il faut les applaudir aussi. Vous, ça va? Oui. Ah oui, ils vont bien. Et en plus, ils jouent avec nous. C'est très bien. Mais discret quand on souffle. Allez, Diogemo Awa a Atrapula. A Trapula e se domande preparati dai nostri amici e i nostri giocatori. Bon, andiamo a cominciare qui Spegnivoghi. Perché chi per siete zigonti, bon. C'est pas mal. Toujours le verre à moitié vide. Ouais. Una domanda di Spegnivoghi. Ci dovevamo. Ci dubitavo, no? In che annata è stato aperto un nuovo centro di soccorso da Ajaccio? Tutto il mondo a sa in Ajaccio. Uno. Digi Muguzi. 2010. C'est mica. Non, c'est trop, non. No. Più vecchio, più vecchio. 2000. Pensiamo. No. 2000. Ce n'è una, è lampada. Dal 2015. Quasi scemo, no. 2009. La vostra risposta? 2009. Come ti hai fatto così? No! Siamo in un passato lontano. No! Era 15. È Antonio che aveva ragione. Allora, Quanto ha detto? Antonio aveva detto 2010 e di 2010. Attenzione, GL chi comanda? André, pigliati qualche etichetta da grattare. No. Sono stati stomaccati. 2010, no. Oui. Semplicità. Allora, dateci a uno, di uno, quando in due Pasquale Paoli andava a scontrare una donna. Si sa mica qual è essa, eh? Faut donner le nom du lieu où allait Pasquale Paoli pour rencontrer une femme. Siete fieri di questa domanda qui? Nemo una mossa. O si sa o non si sa mica. Boh. Ma qual è? Non si sa mica qual era. Ma vado a spiegare. Usa vinto. Abbiamo avuto Moridone. In casa della Luna, lo so. In Dela. Questo è sicuro. In Dela, Questa è una risposta Ma per chi fa? Non va mica. Chi dia la risposta? Allora, c'è un convento di l'Orsoline in Bastiglia, in cui si trova una madre sovrana che si chiama Maria Domenica, che infatti dirà una rivarola. E a casa di sua famiglia dirà accanto e si basa in un puntetto per andare in questo convento che ha di un cinema o studio. Ma chi ascoltava chi fa? A madre sovrana dirà un espione. E sappia tutto a Nanta Bastiglia. Di una spia. Si basava in onda. No. A chi pensate? Voilà. A chi No, pensate? sono mica. Enfin. Normalmente no. Normalmente era sua amica. Allora, i Spegnivoghi.
40 punti quantunque, eh? Boh, non è ancora fatta. 140 siete in testa, sempre. Ma, e cose poi non scambiava a un cusciapo a capo. Cerchiamo a qualche sia. Letti la trova o no, lemo la sapere. 5 indizi, al primo indizio dai una risposta, 60 punti, e poi dopo facciamo 10 punti a ogni indizio, e poi se avete un'idea, picchiette, poi fate una proposta, non si perde nulla. Dunque, e ora cominciamo a trovare su personaggio, anche il primo indizio di Patrizia. Anche se non piace a France Gall, un son gudibiano a rito. E forse un dettaglio per voi, ma a mogasada vuole di assai. Ad una gasada che vuole di assai. Ah, poemo. Ah, hai capito. Stai, hai capito. Allora, Petrucciani. Petrucciani. Il jouait du piano de mots, Petrucciani. No, ma Oui. Non, mais ça va, j'ai l'image. E da pianisto, finetamente, voglio in deusenso figurato. Allora, ascoltate, sono nato in Parigi in un 1952, ok? In scienze politiche ho infattato un certo François Hollande, forse so io che l'ha fatto pensare ai, come si dice, Patrizia? Isdenticati. Ok. So io che l'ha fatto pensare isdenticati. Ok, ce l'ha dit con L'ha l'accento. detto così, basta. Berger, c'est quelqu'un d'autre, 52. Michel Berger et puis Assai. Ah, mon ami pianiste. Ok, clavier. Ok, clavier, piano. Piano, clavier, piano. Vuole dire assai, hai detto, Ok, risposta buona. La trovo ancora ok. Christian Clavier. Dunque, stuvamo su Clavier, dunque è nato in 51, mi 52, pare, o 52, qualcosa così, non conosco mica personalmente, ma userà portuguese siga ugunishimo, dunque c'è l'enquête corse, bella sicuro, e poi c'è di noi l'affare sta casa, spiegaci appena ciò che si è passato. Beh, noi non sappiamo nulla. O galo di Bastiglia. Era in portiere, o galo di Bastiglia. Con Sarkozy. Quando lì l'avevano lampato sto gallo, in plastico, un dea piscina, che lo ha chiamato subito a Sarkozy, bon, da voi, noi, non so mica voi, ma fine. No. Ci ha nervato appena, dunque ha vinto due a casa e se n'è andato. E poi, se no, ha fatto una mansa ai film, sdentigati come delle visiteur, ci ha fatto ridere quantunque. Comunque avete preso 50 punti, dunque avete 90 punti. Saluta i nostri sapientoni di stasera, con 150 punti. L'associazione Marido di Corsica Zubrana. Morisciuto, Marialina. Vabbè. È stata dura, è spenivo che sono duri. Hai paura, E poi Da beura. hanno da avere regali anche lì, figurati. Speriamo. I nostri vincitori hanno da poter leggere belli libri grazie al Journal de la Corse e fa belli regali che a garta privilege l'invitation baleule in Corsica e in continente. L'altri sanno da poter licare con i prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. Ecco, due belle squadre, i sapientoni, davvero, Patrizia? Oh, dirà, vincono i stagioni, lì. D'acqua. Bon, sapientoni, senti, per stasera, volete voltarete, quando volete giocare con noi, è semplice, andate pure in un sito, sapientoni.tv, allez, lasciamo a piazza l'informazione in ta via Stella e noi ci ritroveremo da qui a poco, basterà per stasera. Ciao! Bravo.